Benvenuti, invitiamo a prendere posto, fra qualche minuto iniziamo. Intanto che Pier Giorgio e Daniele finiscono di smaltire queste ultime persone, 2 minuti, volevo ringraziarvi per essere accorsi così numerosi per la prima nazionale dell'estate delle Comete Azzurre. Inoltre per me e Stefano Bino, che è il mio socio, è un grande orgoglio, un grande piacere avervi proprio qua, perché è da qui che è nato questo progetto. Questa è l'Accademia d'Arte di Cagliari, dove esercitiamo 4 discipline fondamentali che sono pittura, illustrazione, scrittura e fumetto. Abbiamo 20 docenti, 200 studenti e Camena Edizioni è nata come costola, come divisione dell'Accademia d'Arte di Cagliari. Per cui, se volete fare un applauso anche... Così iniziamo, grazie, a scaldare le mani per queste 4-5 ore che staremo insieme. Come terminiamo, Pier Giorgio e Daniele si rimetteranno a vostra completa disposizione. Questo evento l'abbiamo potuto organizzare grazie e soprattutto al supporto di Entula, di Liberos, del Lazzaretto di Cagliari, Lazzaretto di Santeria, che ci ospita. E a proposito di Liberos e di Entula, è un immenso piacere per me presentarvi Francesca Casula. Grazie. Grazie Andrea, grazie all'Accademia d'Arte, grazie a Camena. Le lettrici e i lettori di Pier Giorgio sono anche ormai affezionati a Entula, perché non so cos'è il 7º, l'8º, il 10º libro di Pier Giorgio che presentiamo. È sempre un grande piacere. Quest'anno il piacere è doppio, perché ci sono anche le illustrazioni di Daniele Serra, quindi ringrazio naturalmente loro, ringrazio il Lazzaretto che ci ospita, la libreria Miele Amaro che ha i loro libri, Laura Fortuna che leggerà per noi e Alessandra Ghiani che modererà l'incontro. Vi ringrazio anche se vorrete compilare il questionario che vi stiamo consegnando, che servirà a invitarvi ai prossimi appuntamenti di Entula nel raggio di 30 km dalla località che indicherete. Ma intanto vi annuncio il prossimo a Cagliari, che è martedì prossimo con Di Xiaoyangoda alla Fondazione S8. Invito sul palco Alessandra Ghiani e Pier Giorgio Puligi e Daniele Serra, che stanno firmando copie nonostante i ripetuti avvisi che avremmo iniziato puntuali. Prego Alessandra, intanto prendi posto. Forse durante queste ultime... però se continuate ad aggiungervi non inizieremo mai, io non so cosa fare. Pensavo che magari Laura potrebbe intanto leggere qualcosa, intanto che vengano rilasciati gli ostaggi Puligi e Serra. Grazie. Allora, buonasera a tutte e tutti. Nell'attesa vi dico che è stato difficilissimo scegliere le letture da fare, perché è una storia dove avvengono tante cose molto molto velocemente. Speriamo di dare il giusto lustro a questa storia molto bella. Vi leggo l'incipit. Inizia così. La sera calava veloce, presto si sarebbe fatto buio. I 2 ragazzini erano seduti su un grosso spuntone di roccia al limitare del bosco. Stavano in silenzio, ormai da più di 10 minuti. Avevano ripreso fiato da un pezzo dopo la scarpinata in bici. Il mutismo nulla aveva a che fare con la stanchezza o il respiro corto. A 13 anni i tempi di recupero sono di una tempestività ferina. No, ciò che li aveva portati a rinchiudersi, ognuno nei propri pensieri, era qualcos'altro.
la stessa cosa che da qualche mese aveva depredato i loro volti dell'innocenza, funestato i loro sogni e infranto per sempre l'argine che aveva protetto fino a quel momento le loro vite dalle burrasche del mondo adulto. Alba. Michele Rivalta interrompe il suo soliloquio interiore afferrando un sasso e lanciandolo davanti a sé. Lo osservarono precipitare nella scarpata come ingoiato dal vuoto. Passarono quasi 10 secondi prima che si avvertisse il tonfo sulla rada. La gola doveva essere profonda almeno 40 metri. In paese girava voce che per anni fosse stata utilizzata dai ragazzi che volevano farla finita. L'ebbrezza di volare prima di restituire l'anima. Michele aveva un cugino che era stato tentato dal vuoto. I parenti gli avevano detto che Andrea, questo era il suo nome, era morto di una meningite fulminante, ma Michele sapeva che loro era stato soltanto un vano tentativo per tenerlo all'oscuro dell'amara verità. E la verità era che quella cittadina di campagna aveva qualcosa di malato. Portava le persone al limite, al punto di rottura, quasi che su di essa gravasse un'antica maledizione. «Sei strano, che c'è?» domandò la ragazzina scuotendo dai suoi pensieri Michele. «Sono passati 3 mesi. Ho sentito mio padre parlare con mio nonno ieri notte. Sussurravano per non farsi sentire, ma ho capito cosa stavano dicendo», disse lui. «E cioè?» ribatté Marta, la sua amica del cuore. «Stessa età, stesso carattere intrepido e le medesime braccia e gambe graffiate dai rovi. Aveva lo sguardo vitreo, distante, da quel giorno. Dicono che 3 mesi sono troppi, che non la troveranno più», continuò Michele. Un silenzio denso si frappose fra loro. «Hanno detto la stessa cosa anche 3 giorni dopo», precisò la ragazzina, le parole anticipate da un profondo sospiro. «E le cose non sono certo cambiate». «Quindi ti vuoi arrendere?» ribatté Marta, la voce venata di delusione. «Non ho detto questo. E allora?» Il cielo era velato da ragnature di nebbia. Una coltre nebulosa si avvicinava, lenta e minacciosa, come un dirigibile gigante. Tempo 1 ora, al massimo, e sarebbe venuto giù un acquazzone. Marta calcolò che dovevano sbrigarsi se non volevano rompere il rito portato avanti in quei mesi. Prese lo stereo e lo dispose sopra la roccia. «Più passano i giorni, più ho paura per lei», confessò il ragazzo, mentre l'amica armeggiava con l'impianto. Lui, Marta e Alba formavano la triade perfetta. Erano cresciuti insieme in quel paesino dimenticato da Dio, uniti da un vincolo invisibile e inossidabile che andava oltre il semplice gioco o il tempo trascorso fianco a fianco. La loro amicizia era fatta di silenzi complici, sguardi che parlavano più delle parole e di estati trascorse a correre nei campi, come se l'infanzia fosse destinata a non finire mai. Erano complementari. Alba era la musica e il coraggio, Marta la forza nascosta e l'energia inesauribile, Michele il cuore sensibile e il pensiero profondo. Non esistevano segreti tra loro, solo una tacita promessa di restare uniti qualsiasi cosa fosse accaduta. Insieme formavano un recinto magico che teneva lontane le ombre della mediocrità e dell'ignoranza che li circondava. Ora però il cerchio si era spezzato e le ombre non erano mai state fitte come in quel momento.
sa che hanno quasi finito, sta terminando le ultime parole, visto che abbiamo Alessandra Ghiani. Raccontaci qualcosa di te, chi sei, cosa fai, visto che facciamo una pre-intervista in attesa di avere i super big, non che tu non lo sia. Sono poco importante d'altronde, gli ospiti sono loro i protagonisti, comunque io sono una giornalista, quindi sono qua per fare questa piacevole chiacchierata con Piergiorgio e Daniele. A Piergiorgio mi lega un'amicizia di lunga data, l'ho presentato tante volte, sono una sua fan. Sei anche un'affezionata delle prime, o sbaglio? Sì, direi di sì. Non ho tutti i suoi libri, ma devo recuperare qualcosa, diciamo, del passato più lontano. E invece Daniele Serra lo conoscevi già? Daniele Serra sì, tra l'altro lui era stato intervistato per la rivista che ho diretto fino a poco tempo fa, Antas, anche se allora io non ero ancora direttrice, l'intervista mi pare fosse in uno dei primi numeri. E da allora io comunque seguo Daniele sui social perché trovo la sua arte veramente affascinante e suggestiva, mi piace proprio tanto. E allora, visto che la trovi affascinante, mi sa che è arrivato il momento e vi chiederei di accoglierli con un applauso caloroso, Daniele Serra e Piergiorgio Pulici. Pensavo volesse salire da qua, vabbè che è atletico. Grazie a tutti. Ecco, ci siete richiestissimi, quindi giustamente abbiamo atteso, ma credo sia stata comunque un'attesa piacevole. Nel frattempo avete ascoltato dalla bellissima voce di Laura Fortuna le prime pagine di questo libro che senza dubbio si discosta dai soliti di Piergiorgio. Lui ci ha abituato ad avvicinarci sicuramente al male, a tutte le sue sfumature, però generalmente nelle sue opere troviamo anche una buona dose di ironia, a parte qualche caso, tipo mi viene in mente L'appuntamento, forse lì, insomma, di ironia non ce n'era. Però ecco, in generale tu cerchi sempre di stemperare queste atmosfere un po' dure, anche per il lettore, non solo per i tuoi protagonisti. Qui invece, ve lo dico da subito, questa è una storia molto cupa, dark, gotico, romantico, come tu stesso l'hai definito, che si sposa benissimo peraltro con l'arte di Daniele Serra, e io non posso e non voglio neanche dirvi tanto di più, perché come ha detto Laura all'inizio, questo libro rende difficile quasi fare una presentazione, nel senso che ogni parola può essere di troppo, quindi lascerò a loro ovviamente il compito di raccontarci quello che si sentiranno di dire. Tra l'altro aggiungo solo questa nota, proprio una curiosità. Quando ho letto la sinossi mi sono stupita, perché in genere trovo più informazioni proprio sulla trama, e invece la casa editrice è stata bravissima a nascondere tutto quanto. Mi sono chiesta il perché. Generalmente le case editrici non fanno proprio così, certo non rivelano le cose più importanti, però qualcosina insomma svelano per incuriosire il lettore. Dopo aver letto il libro ho capito perché, e hanno fatto bene. Quindi lasceremo anche a voi il piacere di scoprire la bellezza di questo racconto. Piergiorgio, cominciamo da te. Intanto raccontaci come nasce questo progetto. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie di cuore per essere qui, grazie chiaramente all'Accademia d'Arte che ci ospita, è un posto bellissimo, grazie a tutti voi. Ci sono persone che sono arrivate veramente da lontano, in particolare da Brescia, pur di essere qui a questa prima presentazione, quindi farei loro un applauso, più che altro perché è incredibile. E chiaramente grazie di cuore a Liberos e ad Entula che sempre ci e mi accompagnano in questo viaggio, ecco, che è la prima presentazione, che è sempre un momento un po' particolare e delicato, ed è bellissimo finalmente dopo tanti mesi a lavorare insieme e condividere il palco per la prima volta con Daniele. Per me è un grande onore, un grande privilegio. Il progetto è nato sulla spinta di Stefano,
Ubino e di Andrea Fulgheri, che appunto sono i direttori della casa editrice dell'Accademia d'Arte di Cagliari e del loro socio Enrico. Loro avevano questa idea di in qualche modo investire nell'arte e investire soprattutto nell'arte sarda, quindi cercare di valorizzare gli artisti anche isolani. E quindi hanno avuto questa intuizione. Andrea mi legge da sempre e segue chiaramente insieme a Stefano i lavori di Daniele. Hanno avuto l'intuizione di provare a coniugare quella che era evidentemente loro hanno percepito in alcune mie storie, come il mistero dei bambini d'ombra, per esempio, che è una storia rivolta a un pubblico di ragazzi, che però tocca delle tematiche più dark, quindi un po', non dico horror, però sicuramente più gotiche, e hanno visto in quello una luce insomma un po' più nera rispetto al solito, che ben si coniugava, ben si accomunava alla poetica di Daniele. Daniele è il vero esponente del gotico romantico, è per lui che andrebbe coniato questo genere, diciamo, letterario. Per oggi anche tu sei gotico. Beh, sapevo che insomma tu sei un po' prevedibile nei colori, quindi ho detto vado in scia col mio socio. Comunque vi dirò, ci ho pensato prima di quando mi stavo preparando e ho scelto di stemperare un po' perché ho detto loro saranno vestiti di nero, quindi magari mettiamo un po' di colore. E quindi come mi hanno proposto la possibilità di lavorare insieme a un artista, per me è un artista vero, ecco, forse l'aggettivo giusto è questo, un artista vero, nel senso che traspira in qualche modo ispirazione, traspira una propria visione. Ho subito accettato, ho chiesto cosa loro avessero in mente. Loro avevano in mente una sorta di racconto illustrato nel formato francese. Questo formato che vedete è il formato francese che va molto, è molto in auge in Francia. E quindi ho subito pensato come potessi in qualche modo entrare in un progetto del genere, con quale tipo di storia, e conoscendo anche un po' il suo background ho detto ok, forse è il caso di andare a omaggiare un grosso riferimento in comune che abbiamo, che è Stephen King, quell'immaginario, quella sensazione di gotico, il sovrannaturale, senza però perdere in qualche modo il contatto con la realtà, perché in questo romanzo troverete sicuramente un'avventura dove c'è l'elemento del sovrannaturale, c'è l'elemento del gotico, ma è anche un romanzo che in qualche modo parla di malattia mentale, quindi c'è comunque un legame con la contemporaneità, con la fragilità degli adolescenti, ed era una storia dove sapevo che lui poteva muoversi in maniera molto abile, sciolta, bastava semplicemente dargli la libertà per farlo, che è l'unica regola che mi sono dato, cercare di dare a un artista vero tutta la libertà necessaria per esprimersi. Bene Daniele, e tu questa libertà te la sei presa? Raccontaci com'è stato approcciarti al libro cioè alla scrittura di Piergiorgio. Innanzitutto ringrazio tutti quanti per essere qui insieme a noi. Io sono molto felice di questo progetto che è nato grazie a Camera e che ci vede coinvolti a me e a Piergiorgio, perché mi ha dato la possibilità di esplorare un campo che per certi versi io mi trovo molto a mio agio, però mi ha dato qualcosa in più, nel senso che il racconto di Piergiorgio è veramente magico. Di conseguenza poterlo illustrare è stata una sensazione un po' particolare, perché mi sono ritrovato quasi con le immagini che uscivano da sole, nel senso è stato estremamente naturale la lavorazione di questo libro, che ha un racconto, però un respiro, come dico io, molto da romanzo, ecco, molto profondo, i personaggi sono studiati perfettamente, è stato veramente facile entrare dentro il mondo di Piergiorgio. Quello che posso dire è che lavorare in team è sempre complicato. Poi magari per Piergiorgio era la prima volta un'esperienza di questo tipo, io lo faccio regolarmente perché è il mio lavoro, però è sempre una cosa nuova a seconda con chi lavori, e devo dire che in questo caso è stato semplice
perché penso tutti e due ci rispettiamo molto e abbiamo molta fiducia uno dell'altro. Il problema nasce quando magari una figura delle due nel team cerca di prevaricare l'altra o comunque cerca magari di mettere bocca sul lavoro dell'altro, e questo comporta sempre un po' di problematiche spesso, mentre invece quando c'è estrema fiducia e poi naturalmente lavorando con un professionista come lui è stato veramente facile. Ho usato l'acquerello, che è il mio medium che utilizzo ormai praticamente per tutto. Sono su carta, cioè non uso digitale, e niente, è stata una bellissima avventura, ecco, è durata un po' di mesi di lavoro duro, infatti avevamo le scadenze belle toste, però ce l'abbiamo fatta, infatti il prodotto finale penso sia veramente eccellente. Concordo, assolutamente. Trovo che le tue illustrazioni si sposino davvero bene con il racconto di Piergiorgio. Questo è un romanzo breve, un racconto lungo, insomma, fa poca differenza, però l'importante è poi alla fine il contenuto, in cui si toccano temi molto importanti, la fragilità, come dicevi tu prima, la malattia mentale, il rapporto tra menzogne e verità, l'esigenza anche di conoscere la verità e il rapporto con il male che comunque ci circonda, quindi è una cosa che interessa a tutti quanti. In questo caso a rendere la storia, come dire, un vero pugno nello stomaco è che i protagonisti sono dei ragazzini, quindi arrivano a incontrare il male loro malgrado in un'età appunto giovanissima. Piergiorgio, cosa ci puoi raccontare dei protagonisti di questo romanzo? A te il compito duro di contenerti. Ma io direi quasi nulla, nel senso è talmente un'esperienza secondo me da fare immersiva proprio nella storia, accompagnati dalle immagini, no? Che veramente oggi vorrei dire quasi nulla, nel senso che credo che poi sia veramente una violenza al vostro piacere di scoprire questa storia. Posso dire che la storia è ambientata in Sardegna, non abbiamo deciso di scegliere un luogo specifico, anche in quello volevo che lui avesse la massima libertà di restituire l'immaginario, anche le suggestioni che più le immagini che io provavo a trasmettere attraverso le parole gli arrivavano. Quindi poi lui magari poi lo chiediamo se ha in mente un luogo preciso. È ambientata in Sardegna, siamo in un'epoca che non si capisce bene quando non ci sono cellulari, ci sono i Walkman, però la musica è molto importante in questa storia, e c'è anche un piccolo omaggio di Daniele poi a un gruppo in particolare. Sì, ma non bruciarmi le domande però, È veramente difficile presentare questo romanzo perché non vorrei dire nulla, se non che questi ragazzi conoscono la parte forse più oscura dell'amicizia, anche i compromessi che l'amicizia ti porta a fare a volte, e quindi è sicuramente un racconto di formazione, è un racconto in cui loro devono attraversare una soglia che però non è la solita soglia infanzia, preadolescenza o infanzia, adolescenza. Qui vengono proiettati subito nel mondo degli adulti in qualche modo, e quella transizione è brusca, è violenta, è accelerata da un qualcosa che accade nella storia, è accelerata proprio dall'estate delle comete azzurre, è qualcosa che poi scoprirete leggendo. E quindi mi piaceva proprio l'idea di nuovo di tornare a parlare di ragazzi, delle loro fragilità, dei loro problemi, che effettivamente sono molto simili anche ai problemi che avevamo noi quando abbiamo avuto quell'età. Qui però l'effetto paranormale va a enfatizzare ancora di più i sentimenti, va a amplificare la sensazione di vivere un'amicizia particolare, un amore particolare, una minaccia molto particolare. Quindi mi sono molto divertito in realtà a tenere un ritmo molto veloce, così come nei romanzi di Strega per esempio,
ma al tempo stesso ci sono delle emozioni forti che vanno a permeare anche le scelte dei personaggi. Daniele, come è giusto che sia, molte delle tue illustrazioni sono proprio relative ai personaggi. Ecco, che cosa hai cercato di far emergere della loro personalità? Ma è bella domanda questa, nel senso che io lavoro molto distinto di pancia, quindi non ragiono molto, in linea di massima quando lavoro. L'acquarello in questo mi aiuta particolarmente perché ha un elemento, l'acqua, che non si può controllare perfettamente, di conseguenza io stesso non so perfettamente cosa uscirà fuori a lavoro finito, nel senso che io faccio delle matite che sono molto abbozzate, che adesso magari darò qualche informazione anche tecnica così può essere simpatico, ecco. Faccio delle matite un po' abbozzate che mostro alla casa editrice, all'editor, che naturalmente non si capisce niente da queste matite, però mi dicono in genere che vanno bene, mi fanno andare avanti. Dopodiché lavoro molto con l'improvvisazione al momento, soprattutto a livello di colori e di sensazioni, ecco. Per esempio per questo lavoro, soprattutto la copertina, ci tenevo molto che uscissero fuori le mie sensazioni di estate fresca e buia. Non so se avete presente quelle serate d'estate dove quasi l'aria è bagnata, c'è questa sensazione di elettricità, sì, anche di quelle estati giovanili che magari ti rimangono nel cuore. Ecco, questa è un po' l'idea che volevo dare con questa copertina. In generale con i colori che ho scelto, ecco, che sono colori molto cupi, poco saturi, e anche per certi versi non particolarmente studiati anche qui, perché ho lasciato il campo molto alle parole di Piergiorgio mentre lavoravo, nel senso che io proprio leggevo il capitolo, cioè ho dato la lettura generale, poi prendevo il capitolo, perché per ogni capitolo c'è un'illustrazione, quindi mi prendevo il capitolo, lo leggevo, rileggevo e dopodiché mi mettevo direttamente a lavorare sul prodotto finito, ecco, sull'illustrazione finita, che devo dire sono andate quasi tutte bene subito. Questa è già una particolarità per certi versi. Però ecco, io ho usato, in genere non uso reference, quindi anche dal punto di vista di che posto può essere quello immaginato per la storia è del tutto legato poi alla fantasia, ecco, perché io sono autodidatta, quindi ho imparato a disegnare un po' sulla mia pelle, per certi versi. E chissà perché non ho mai utilizzato il sistema delle reference, che sarebbero, cioè prendere delle immagini di riferimento per cui prendere spunto. Quindi tutto nasce un po' dalla mia testa, che poi naturalmente quello che faccio non è altro che prendere e filtrare attraverso le mie sensazioni quello che leggo, quello che vedo, quello che sento. Però ecco, è stata una cosa molto istintiva, che è venuta proprio in maniera naturale. Stavo pensando, se avessi risposto, pensavo a Sei tu, Quartuccio, come dovrebbero reagire le persone. In teoria è Pirri il posto di Pirri. riferimento. Vabbè, la pioggia c'è, anche torrenziale, quindi Pirri poteva starci bene effettivamente. Sto ancora un attimo su di te, visto che hai parlato di colori, perché mi ha colpito questa cosa. Nelle illustrazioni in cui tu rappresenti i luoghi, quindi in cui l'ambientazione è più, diciamo, più importante rispetto al personaggio, hai usato il rosso, che manca, direi, praticamente in tutte le altre, cioè in quelle dove sono invece protagonisti i personaggi. Anche qui sei andato di pancia oppure è una scelta calcolata, voluta, volevi esprimere qualcosa in particolare? Un bellissimo rosso, tra l'altro. Grazie. Devo dire che quando ero addentro al progetto e lavoravo alle illustrazioni non mi sono reso conto in maniera conscia del fatto che stessi usando il rosso in quel modo per quelle ambientazioni. Me ne sono reso conto una volta che ho visto il lavoro finito, tutte le illustrazioni messe in fila. Ho detto, qui ho usato il rosso per queste situazioni. E evidentemente doveva esserci il rosso. Ecco, io sono molto così fatalista per certi versi. Sei andato a sentimento, Sì, come ti sono veniva? andato a Ok.
Allora, prima hai accennato alla musica, Pier Giorgio, quindi diciamo qualcosa di più. Sì, infatti questa era una domanda che dovevo fare poi a tutti e due, visto che c'è anche un piccolo omaggio di Daniele in una delle sue illustrazioni. E anche qui non è che possiamo dire tanto, però e tu ci hai anche abituati alle colonne sonore, diciamo, nei tuoi romanzi, però qui la musica ha un significato veramente particolare, quindi non ti chiederò di svelarci qual è, ma ti chiedo come mai hai scelto proprio quel tipo di musica, quei gruppi musicali, cosa ti ha ispirato? Li vedevi particolarmente vicini alla storia che stavi raccontando oppure più una vicinanza tua personale a quel tipo di musica? In realtà sai che non è una mia vicinanza così personale a quella musica che io comunque amo alla follia, però non era una sensazione di cercare una musica consonante a me in quel momento, anzi, mentre scrivevo, ascoltavo un altro genere, più invece in linea con quelle che erano le atmosfere dark della storia, quindi molto il gruppo Cure, per esempio. Molto i Depeche Mode, quindi andavo un po' su quel genere lì, mentre nel romanzo, nel racconto vengono citati tantissimi gruppi rock anni 60-70, a partire dai Rolling Stones, tutta una serie di gruppi che giocano molto anche al limite tra il rock e il blues. Mi sembravano dei riferimenti musicali, non so perché, credimi, però adatti a quei personaggi. Uno dei personaggi, non vi dico chi, a meno che Laura forse prima non l'ha letto, però è proprio nelle prime pagine, però uno dei personaggi, il suo sogno è quello di diventare una batterista rock, e quindi per loro la musica è un rituale, intanto, un rituale collettivo, amano ascoltarla insieme, e quando poi una delle componenti del gruppo non c'è più, sparisce, gli altri due continuano a far sentire la musica in questa foresta, sperando che in qualche modo le note gli arrivino, quindi per farle capire che non l'hanno dimenticata e che la stanno cercando. Quindi la musica in questo caso ha un significato proprio rituale, quasi terapeutico. Continua a diventare per Michele, dopo tutte le cose che accadranno, la sua vera terapia, cioè si rifugia nella musica anche quando, diciamo, tutte le cose intorno a lui diventeranno buie. E quindi mi piaceva l'idea che quei gruppi anni 70 fossero per lui così importanti. Forse anche un modo, lui ha un bellissimo rapporto con suo nonno, per stare vicino, per trovare una sintonia con quel mondo lì, quindi con quel tipo di affetto lì, ecco. E anche qui mi hai bruciato una domanda, ma tanto me le fai leggere così? Te la farò lo stesso. Daniele, ecco, parliamo ugualmente di musica. Tu hai realizzato anche un reel in cui hai raccontato qualcosa proprio sia della musica che hai ascoltato mentre preparavi queste illustrazioni, e anche di questo omaggio che hai voluto inserire in una di queste. Raccontaci un pochino. Sì, allora diciamo che per me la musica ha un'importanza notevole proprio nella mia vita, quindi mi piace ascoltarla mentre disegno, mi piace studiarla, mi piace analizzarla, mi piace quando posso unirla al mio lavoro. È un modo che ho per in qualche modo ricordare quello che sono, quello che mi piace attraverso le mie illustrazioni, è quello di mettere degli easter egg, insomma delle sorpresine, delle piccole firme dove mi ritrovo me stesso in quello che disegno. In questo caso, visto che appunto il libro lo permetteva, nel senso che si parlava di musica, insomma, poi di una musica legata agli anni 70, agli anni 80, insomma, di quei periodi lì. Uno dei miei gruppi preferiti è proprio di quegli anni, e quindi ho pensato nella cameretta del protagonista, visto che avevo la possibilità di disegnarlo nella sua cameretta in penombra, insomma, una situazione abbastanza oscura. Ho messo nel muro il poster di uno dei miei gruppi appunto preferiti, che sono il Bauhaus. Quella è una mia firma, ecco.
di quello che sono. Ecco, penso sia bello sempre quando nell'arte si mette qualcosa di se stesso, ecco, penso che quella sia una cosa molto importante, quindi sia nei fumetti che nelle illustrazioni quando posso inserisco sempre qualcosa. Tu lo fai questo, magari inserendo, che ne so, la frase di una canzone, di una poesia, di nascosto intendo, non, cioè che poi magari lo sai solo tu, a meno che non trovi un lettore particolarmente attento che ti scopre, ecco. I lettori che ti scoprono li trovi sempre, perché sono professionisti, sono lettori professionisti, quindi sono abili a trovare tutte le citazioni. Per esempio, Non ce n'è neanche una che è sfuggita a tutti in questi anni. quasi mai, perché quando sono nel mondo, per esempio, della libreria dei Gatti Neri, tutte le citazioni sul mondo dei gialli, lì trovi, come dico sempre, dei fanatici, degli ossessionati che riescono a trovare tutto, anche le code. Facciamola il vero termine, dei nerd. Ok, del giallo, quindi trovano tutto. Mi ricordo ho messo una citazione nascosta di Rick Stout, presa subito. Per quanto riguarda la musica, io vorrei tanto contaminare di più nei romanzi, inserire delle citazioni musicali, non solo citare la canzone, ma citare anche il testo o il testo di alcune poesie. Però è una cosa che purtroppo le case editrici non ti permettono di fare, perché c'è tutta una questione di diritti che poi vanno pagati, eccetera. Quindi utilizzo molto, come sai, cerco di eludere l'ostacolo inserendo la citazione musicale nei titoli dei romanzi, Stella di mare, La settima luna e così via. E l'unica cosa che riesco a fare magari è quella di caratterizzare molto i personaggi con la musica, con i loro gusti musicali. Io credo che ciò che una persona ascolta dice molto di quella persona, del periodo che sta attraversando, della fase della sua esistenza che sta attraversando. Loro per esempio ascoltano quel tipo di musica perché è una musica energica, una musica di ribellione, una musica che li sprona a lasciarsi quel piccolo paese alle spalle che gli sta molto stretto. Il loro sogno era proprio quello di scappare da questo paese che, come avete sentito, ha qualcosa comunque di maledetto, fa un po' impazzire le persone. E la musica probabilmente poteva essere una via d'uscita, poteva essere quel treno che li avrebbe portati via da questo piccolo paese. Però anche qui mi fermo e non vi dico cosa accadrà. La musica, lo sapete, per me è molto molto importante, così come la poesia. Ecco, la poesia a volte è più facile trovare delle autrici, soprattutto molto consonanti con quella che sono le mie storie, Emily Dickinson, in alcuni ho citato William Blake per esempio, Dylan Thomas, questi poeti che sono anche molto vicini a personaggi come Strega o comunque a quella poetica lì. Credetemi, sarà un viaggio nostalgico anche questa lettura. Oltre al pugno nello stomaco ci saranno questi aspetti, vi faranno pensare proprio alla vostra giovinezza, così come ci ho pensato io. E un po' di nostalgia del Walkman, devo dire, l'ho avuta, però dovrei averlo ancora da qualche parte, in qualche scatola. Andrò a ripescarlo, chissà se funziona Io l'ho ancora. dovuto anche disegnare in un'illustrazione perché non lo potevo fare. Certo, assolutamente. Le musicassette ce le ho ancora, ne ho addirittura ancora una vergine in celofanato. Ho detto questa un giorno magari varrà una fortuna, non tanto nel mio tempo, ma di chi verrà dopo, chissà. Sì, sono gli anni, scusami, solo per chiudere, sono gli anni comunque in cui questi ragazzini si fanno le playlist, si scambiano le musicassette, cioè è proprio anche quel tipo di amicizia lì, no? Di condivisione che nasce anche dal piacere della scoperta, di avere qualcosa che gli altri non hanno ancora sentito, quindi di regalarglielo, di ascoltarlo insieme. È una bellissima amicizia questa che legava questo trio. Poi succede qualcosa, questa ragazza sparisce e la simmetria dell'amicizia si spezza. Io adesso chiederei a Laura Fortuna di venire per farci ascoltare un secondo brano. Vediamo un altro piccolo assaggio del testo.
Siete consapevoli che adesso arriva lo spoiler? Non ne volevano parlare, adesso lo fanno a marolla. Fu il nonno stesso a togliergli le bende dagli occhi, seguendo alla lettera le istruzioni dei medici. Era tornato a casa da 2 giorni e non ne poteva più di vivere nell'oscurità. Antonio lo aiutò a lavarsi il viso e gli applicò le gocce oculari prescritte. «Bruciano?» domandò al nipote. «No, anzi, danno sollievo». «Allora, vedi qualcosa?» «Vedo che mi stai facendo le corna». «Allora ci vedi», disse Antonio sorridendo. Per il momento la sua visione era molto offuscata, quasi che su tutto gravasse una fitta coltre di nebbia. Insomma, è come se fosse tutto appannato. Il dottore lo aveva previsto, è un effetto che dovrebbe sparire tra qualche ora. Resta seduto e aspetta qualche minuto che la vista si stabilizzi. Se dovesse girarti la testa, richiudi gli occhi. Meglio non sforzarli troppo. Ok. Quando il nonno tornò, porgendogli un bicchiere di latte, Michele riaprì gli occhi. Ora la visione dell'anziano era più nitida, ma ciò che lo fece sobbalzare fu la cosa che vide a fianco di Antonio. Era come l'ombra evanescente di una radiografia, una sorta di alone grigio fumo che lo seguiva, manco fosse un ragno. «Che dici?» fece Antonio, dandosi un'occhiata tra le gambe dove stava indicando il nipote. «Ragno, il vecchio Labrador del nonno». Quella sorta di macchia fluttuante aveva proprio la fisionomia e il modo di guardarsi intorno del suo vecchio cane. «Cosa vedi, Michele?» «Vedo...» Il ragazzino si bloccò. «No, non può essere. Ragno è morto. Deve essere uno scherzo della tua mente», si convinse. Eppure il Labrador, in quella strana forma diafana, era proprio lì che scodinzolava attorno al suo vecchio padrone. «Prova a chiudere gli occhi e a riaprirli. Bravo, così. Lo vedi ancora?» «No», rispose Michele, ma era una bugia. Non voleva far preoccupare il nonno, perché in realtà vedeva ancora Ragno che lo fissava, senza scostarsi di 1 millimetro dal nonno. Michele fu assalito da un brivido che lo terrorizzò. Sbatté più volte le palpebre, ma il Labrador non ne voleva sapere di sparire. E naturalmente non vi diremo perché Michele vede Ragno, però mi vorrei soffermare sul nonno. Tu l'hai anticipato prima. In quest'opera c'è quasi una separazione netta tra i ragazzi e gli adulti. A un certo punto ho incontrato proprio queste parole: loro, punto, gli adulti, punto. Cioè, quindi anche nella forma hai creato proprio questa separazione così forte tra il mondo di questi ragazzini e il mondo degli adulti. Eppure il rapporto con il nonno invece è un rapporto molto bello, molto profondo, ed è quello che è forse l'unico adulto che Michele sente davvero vicino a sé. Cosa ci puoi raccontare? E anche perché questa scelta? Perché i nonni tornano nelle tue storie. Sì, cioè, forse la nonna più famosa abitava proprio qua, alla Colle Sant'Elia, nel borgo antico dei pescatori, la signora Koga. Allora, diciamo, poi mi faccio aiutare da Daniele anche, però diciamo che in questo racconto c'è una distinzione molto netta tra la verità dei ragazzi e la verità degli adulti. È come se Michele avvertisse che gli adulti non vogliono raccontargli la verità, o pensano che lui non sia pronto ad ascoltare la verità, e questo crea una frattura molto netta, nel senso che viene rotto proprio il rapporto di fiducia. È come se lui si sentisse dentro una campana di vetro in cui l'hanno costretto e in cui gli passano delle verità pettinate, sofisticate,
adulterate. E questo non gli piace, perché avverte che c'è dell'altro, c'è qualcosa che lo riguarda, che riguarda lui, che riguarda le sue amiche, che gli adulti non vogliono dirgli, lo vogliono in qualche modo tenere distante. E l'unica persona invece che in qualche modo potrebbe aiutarlo sente che è proprio suo nonno, che è la persona in realtà che l'ha cresciuto. Adesso non vi dirò che tipo di background, che tipo di passato e trascorsi ha questo ragazzo, però diciamo che il nonno per lui è stata una figura basilare, proprio la pietra angolare della sua infanzia. E il nonno potrebbe essere una di quelle persone che potrebbe avvicinarlo alla verità, ma questa cosa che avete sentito blocca tutto, nel senso lui capisce che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che ha toccato anche il nonno in qualche modo e che quindi non lo rende più un complice, un alleato, ma paradossalmente, per quanto lui lo possa amare, una persona che deve sospettare, come tutti gli adulti in questa storia. Quindi giustamente tu hai notato anche nella forma che ci fosse una cesura netta tra il mondo dei ragazzi e il mondo degli adulti, con tutti i loro segreti, con tutte le loro sovrastrutture che Michele e i suoi non comprendono. Ecco. È stato citato Ragno, appunto questo Labrador, e tu gli hai fatto un bellissimo primo piano a Ragno. Raccontaci, Ragno. Tra l'altro devo dire che è stata una delle illustrazioni più complesse ed è l'unica che ho dovuto rifare. Sì, perché inizialmente avevo fatto un'altra versione che insieme a Stefano, l'editor di Camena Edizioni, che mi ha seguito passo passo con l'avanzare delle illustrazioni, abbiamo deciso che non andava benissimo, e quindi sì, è stato un po' complicato, perché io poi tra l'altro non mi capita spesso di disegnare animali, ecco, non so perché, però non sono molto abituato, ecco, e quindi di conseguenza disegnare un'anatomia di quel tipo non è semplice, riuscire a dare la giusta espressività, la giusta luce, la giusta profondità a quel tipo di viso che è quello di questo cane. Non è stato semplice, infatti ci ho lavorato parecchio. Il nonno mi è venuto più spontaneo, ecco, perché poi a me piace disegnare queste persone con questa bella barba bianca, insomma, quindi dà sempre soddisfazione disegnare una bella barba. Quindi però devo dire che quell'illustrazione che molti stanno dicendo che è particolarmente riuscita, comunque che sta piacendo, devo dire che è quella che mi ha inizialmente dato più problemi. Sì, io la trovo molto bella effettivamente, anche tutte le altre, ma il cane mi ha colpito in particolar modo perché nella descrizione sembra quasi appunto un'ombra e in verità tu invece gli hai dato proprio una fisicità che è dirompente, direi. Vi faccio l'ultima domanda, anche perché siamo arrivati praticamente alla conclusione. Avete in mente qualche altro progetto da fare insieme? Vi è venuto in mente qualcosa? Sì. Allora, diciamo che adesso ci godiamo un attimo questo, con tranquillità, insomma, ci godiamo questa bellissima serata, questa prima, perché insomma è una bellissima emozione, un bellissimo momento questo, ecco, penso per la carriera di entrambi, se posso permettermi di parlare anche per te, quindi non abbiamo parlato ancora di niente. Adesso ci godiamo appunto questo e vediamo innanzitutto che risposta ha, nel senso ci piacerà sapere anche da tutti i vari lettori cosa ne pensano, se è un qualcosa che può funzionare in generale, anche perché non bisogna dimenticare che è un libro illustrato per adulti o young adult, che è un qualcosa di abbastanza particolare per certi versi, perché in genere il libro illustrato è spesso legato all'infanzia. Invece questo è per certi versi un po' un azzardo, nel senso che riuscire a creare un'identità a un libro che
può essere inteso sia un romanzo, un racconto, ma anche alcuni parlano di graphic novel, ma non è un fumetto, ma è proprio un romanzo illustrato. Bisogna capire un po', siamo curiosi di vedere come appunto la gente lo accoglierà. Ecco. Sì, è così, nel senso che è un ibrido, no? Noi in Italia non siamo tanto abituati a questo tipo di prodotto artistico e quindi siamo molto curiosi, intanto vediamo come va. Io ti posso dire che per me lavorare con Daniele è stato veramente un grandissimo privilegio, è stato entrare in un mondo che non conoscevo veramente dalla porta principale, accompagnati dalla persona anche più adatta secondo me ad accompagnarmi in questo bellissimo reame che sono le illustrazioni, che è l'arte grafica. Siamo curiosi, nel senso, se dovesse andare bene come progetto, sicuramente è una strada che si apre, è un mestiere un po' diverso, anche un modo di concepire le storie chiaramente è diverso, devi adattare, o meglio, devi lasciare entrare dentro la storia il lavoro di un'altra persona, quindi devi lasciare lo spazio affinché ciò avvenga, quindi devi anche imparare a farlo. Forse io sono stato fortunato in questa prima occasione, non lo so, però quello che ti posso dire è sarebbe un onore enorme continuare a lavorare con Daniele. Sicuramente mi è venuta la voglia di lavorare ogni tanto, fare qualche progetto diverso rispetto ai romanzi. Mi piacerebbe molto provare a scrivere qualche fumetto, provare a declinare questo racconto ibrido illustrato anche nel mio mondo, che è il mondo dei noir, il mondo dei thriller. Quindi vediamo, c'è tanta voglia di sperimentare, però come giustamente ha detto Daniele, adesso abbiamo anche tanta voglia, dopo essere stati chiusi per mesi a parlare, scrivere di questo progetto e disegnare, di portarlo in giro, di vedere le emozioni dei lettori e delle lettrici. Cercheremo di andare nelle scuole, perché è importante anche condividere in qualche modo questo percorso con le ragazze e con i ragazzi che magari sognano un giorno di diventare Daniele Serra, quindi mi piacerebbe molto lavorare un po' anche con le scuole, e questo chiaramente richiede tempo, però non chiudiamo nessuna porta, ecco. Comunque, complimenti alla casa editrice, agli organizzatori, a tutti quanti per aver scelto questo posto che ci fa calare proprio perfettamente nella storia, perché le zanzare ci sono nell'opera e ce le abbiamo anche noi intorno. Grazie a tutte e tutti, grazie a chi ci sta ospitando, grazie a voi, Pier Giorgio e Daniele, è stato veramente un grande piacere parlare di questo libro. Grazie di cuore a te, sei stato gentilissimo. Grazie a tutti.